Dopo 45 giorni di cantiere ha riaperto questa mattina la galleria Monte Galletto sulla A7. Non ci sarà più l'interruzione dunque tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione nord, con grande sollievo per il traffico ordinario in Valpolcevera. Domani sera però chiuderà la galleria Rivarolo al bivio tra Genova Ovest e Livorno, tra A7 e A12. La decisione è stata anticipata per approfittare della chiusura tra Pasqua e restrizioni e causare così meno disagi agli automobilisti. Tratto chiuso dunque dalle 22 del 2 aprile sino alle 22 del 7 maggio. Intanto, nell'incontro di ieri tra Regione, Autostrade e Ministero, la Liguria ha chiesto di rivedere il cronoprogramma generale degli interventi, in modo da concludere le opere più impattanti entro metà giugno, ma anche estendere le esenzioni o la riduzione dei pedaggi, visto i disagi da Levante a Ponente, infine ripristinare le barriere fonoassorbenti laddove sono state smontate. A suo avviso sarà più facile avere magari delle esenzioni oppure il fatto che siano più veloci questi lavori? Ma io credo che serva entrambe le cose. Serve una maggiore quota di esenzione rispetto a quelle che siamo riusciti a raggiungere e dobbiamo anche accelerare il più possibile sfruttando ancora questo periodo, ripeto, di blocco di traffico interregionale che immagino verrà ancora prolungato da nuovi provvedimenti del governo almeno fino al mese di aprile, e allora se l'intensificazione di questi cantieri avviene in un periodo, come dire, ancora di semi-lockdown, siamo certamente più convinti di essere pronti a ripartire quando le condizioni pandemiche ce lo permetteranno.